Ecco qui una nuova puntata di Amici Amici, bergamaschi e bresciani conoscono i personaggi, i luoghi, la storia degli uni e degli altri reciprocamente. Oggi si torna un po' indietro nella storia. Il personaggio bresciano che i bergamaschi dovranno riconoscere è Niccolò Tartaglia, qui sopra, celebre matematico bresciano del XV secolo e padre del famoso triangolo, mentre ai bresciani toccherà il famosissimo pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, nato appunto in provincia di Bergamo e autore di opere acclamate in tutto il mondo. Via! Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Amici amici, qui in Bergamo Alta, città alta in Piazza Vecchia, in compagnia della signora Carla. Senta signora Carla bella, lei è bergamasca? Sì, E si capisce da che cosa che lei è bergamasca? dal detto E cioè qual è il detto? Bergen de Hütte, Bergen de Hütte. Quindi questo è il detto, lei l'ha pronunciato bene, quindi da questo capiamo che lei è bergamasca. Pura, al centro. Signora Carla, guardi un po', lei conosce questo famoso personaggio bresciano della storia, eh? Non è ovviamente contemporaneo. No. Matematica, geometria. Potrebbe essere Colombo, le tre caravelle, la Nina, la Pinta, la Santa Maria. Ma Quando stanno le tre caravelle? E poi Colombo, genovese, eh? Lo so, Questo è bresciano. E Niccolò Tartaglia, il famoso triangolo di Tartaglia. Questa è una cosa che angustia e preoccupa gli studenti, non lei. ma io non c'ero a quel tempo. Noi siamo 7 sorelle, abbiamo sposato 7 fratelli. Bresciani. No, bergamaschi. E se lei avesse sposato un bresciano in casa come l'avrebbero presa? Abbastanza male perché ci odiamo, Bergamo e Brescia. No, mandi un saluto lo stesso ai bresciani in dialetto bergamasco o in italiano. In bergamasco posso soltanto dire questo. No, Angaria mia capila, Angaria mia. Va bene, andiamo a Brescia allora, grazie signora Carla. Torniamo a Brescia in compagnia di questo bel Juinot che si chiama Mauro. Mauro. Senti, tu sei bresciano? Bresciano doc, Sì, bene, lo possiamo capire, c'è qualcosa che ce lo certifica? perché so il dialetto. E bravo Mauro. Senti Mauro, allora io ti faccio vedere l'immagine di questo signore che capisci bene che non è dei giorni nostri. Tu lo riconosci? Bergamasco, eh? Bergamasco. È un artista famosissimo. Il pitocchetto? No, questo è Michelangelo Merisi, Ah. detto il Caravaggio. Il Caravaggio. Caravaggio che insomma ha lasciato il segno in tante città con illustri opere, con un carattere veramente un po' sopra le righe, però grande artista. Hanno anche loro tante cose belle, Bergamo de Hura, Bergen de Hota, però noi abbiamo la vittoria alata che loro non hanno. Vedi? Mi spiace. Un po' come i francesi però che ci tengono la Mona Lisa, insomma, Beh, sì, è chiaro, certo. la Gioconda. Vabbè Mauro, senti un po', ma tu Bergamo la conosci, la frequenti? La frequentavo anni fa quando giocavo a pallavolo, l'ho visitata, però sono passati un po' di anni, E a Bergamo, quando la frequentavi? No, purtroppo no. No, Giocavo solo e basta. più belle le donne bresciane o quelle bergamasche? Che c'è tua moglie dietro la telecamera che guarda, però non ti sente. Devo essere onesto. Vai. Brasiliana. Oh, se no. Vabbè, hai già combinato il pasticcio. Mandiamo un saluto in dialetto o in italiano agli amici bergamaschi, ai cugini bergamaschi. Ai cugini bergamaschi che dice vieni che a Brescia ma hai cason sei che io bu ma bu face. E ci sono anche le brasiliane. E che anche le brasiliane. Alla prossima, grazie a tutti. Ciao, grazie Mauro. Ciao. Brescia e Bergamo e Brescia.